Oggi è stato il primo giorno di scuola per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Cavour di Catania. Grande trepidazione, desiderio di entrare in classe, curiosità, emozione, come tutti i primi giorni di scuola e anche oggi una grande emozione. Il primo giorno di scuola non si dimentica mai, sia esso alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria, c'è maggiore consapevolezza e ho visto i ragazzi veramente emozionati, commossi, un vero batticuore, ma batticuore per tutti, non solo per loro, ma anche per la dirigente, per i docenti, tutto il personale. Oggi abbiamo creato le migliori condizioni per garantire un'accoglienza calorosa, gioiosa per questi nuovi nostri alunni, affinché si possano sentire sin da subito a loro agio e possano considerare la scuola come una vera e propria famiglia. Tanto desiderio di entrare, li ho visti gioiosi correre per i corridoi, per le scale, per raggiungere le loro aule e questo mi fa tanto piacere. Noi cerchiamo di rendere la loro giornata, questa loro prima giornata, quanto più gioiosa e serena possibile, nella consapevolezza che sarà la prima di una lunga serie e quindi di un anno scolastico, speriamo, pieno di gratificazioni e di soddisfazioni. Quello che noi ci auguriamo per loro è che riescano a raggiungere i loro obiettivi, a realizzare i loro sogni, facendo tesoro sia dell'esperienza passata della scuola primaria e anche prendendo e accogliendo tutte le sfide educative e didattiche che la scuola secondaria di primo grado proporrà a loro. Anche i docenti sono molto contenti di aver accolto stamattina i nuovi alunni. Siamo stati sostenuti anche dai genitori che ci hanno accompagnato in questo primo ingresso a scuola, ci sentiamo sostenuti da loro, speriamo che questa alleanza scuola-famiglia possa durare nel tempo. Ringrazio genitori, ringrazio docenti, tutto il personale ATA che ha realizzato l'accoglienza ai nuovi alunni, nella speranza di poter garantire loro una formazione solida, di poter garantire loro la coscienza e la consapevolezza di quelli che sono i loro bisogni, i loro desideri, affinché possiamo raggiungere dei grandi risultati e garantire a tutti il successo formativo.